A chiedere subito una nuova legge elettorale è l'Italia dei valori. Bisogna rimettere al centro il lavoro, dice il segretario dell'IDV Ignazio Messina, all'intervista di Rita Cavallo. A giorni ci sarà il cosiddetto passaggio parlamentare del governo. Che cosa vi aspettate? Cambierà qualcosa e se sì, secondo voi in che modo? Ma per la verità non ci aspettiamo molto. Noi speriamo che comunque il passaggio parlamentare non sia la richiesta di una fiducia al buio ancora una volta, ma Letta si presenti con un programma da portare avanti. Fino ad oggi non abbiamo visto né programmi né cose fatte. Che cosa vi convincerebbe di proposte nuove in questo governo? Lavoro, lavoro, lavoro. Io credo che bisogna intervenire per dare maggiori possibilità alle piccole e medie imprese, abbassare il costo del lavoro e l'incidenza dello Stato sul lavoro e dare alle fasce sociali più deboli e ai lavoratori direttamente incentivi in busta paga. Voi avete bocciato il piano di privatizzazioni. Perché? E comunque i soldi che servono allora da dove devono essere presi? Ma noi riteniamo che non è vendendo i gioielli di famiglia e al contrario non tagliando le spese, auto blu per tutte per esempio, che si possa far cassa. Noi riteniamo che vendere Eni, Enel, vendere partecipate come Finmeccanica sia un danno per l'intero paese. Al contrario, se si vuol far cassa ci sono i beni confiscati alla mafia, sono 80 miliardi di patrimonio. La Consulta ha accolto il ricorso, ha bocciato il cosiddetto Porcellum. Voi ora che cosa vi aspettate? Quello che noi vogliamo è immediatamente una legge elettorale di priorità assoluta, una legge che consenta ai cittadini di poter scegliere e dare la possibilità di avere una maggioranza che possa governare.